Rita Capodicasa presenta il suo libro. Qual è il legame tra Luigi Pirandello e Michele Lizzi? Luigi Pirandello, illustre agrigentino, ha scritto una novella, Il Signore della Nave, poi atto unico, La Sagra del Signore della Nave, che è stata musicata dal grande Michele Lizzi, compositore agrigentino morto nel 72, illustre alunno di De Brando Pizzetti, che oggi rivive e rinasce dopo 50 anni. La Sagra è stata data a Palermo, al Teatro Massimo nel 71, e dopo 50 anni festeggeremo con questo convegno proprio sabato 13 novembre, dove parleremo del mio libro che attenziona un po' quelli che sono i legami tra Pirandello e Michele Lizzi, quindi un po' questa dicotomia tra sacro e profano della festa che si svolgeva davanti alla chiesa di San Nicola, attraverso poi ripresi nello stile, nelle tematiche e nei temi di questa opera lirica di grande suggestione. Ringrazio tutti già anticipatamente quelli che parteciperanno, perché è giusto dare il giusto merito a questo grande compositore un po' trascurato, dimenticato. Abbiamo la Villa Lizzi, ma senz'altro è stato studiato da illustri relatori che verranno a relazionare, che parleranno del suo strutturalismo e del suo stile molto particolare, molto anche apparentemente incomprensibile, ma di grande suggestione, che si rifà al mito greco, al mito della Valle dei Templi, a cui lui si ispirava, vedendo sempre questa processione che passava proprio davanti il suo balcone nei pressi della Valle dei Templi, appunto ad Agrigento. Beh, io devo dire una cosa: con questo libro Rita Capodicasa ha fatto rivivere in Agrigento, dopo 50 anni dalla morte, Michele Lizzi, che è il più grande musicista, uno dei più grandi musicisti del secondo Novecento. Assieme a Bellini credo che sia uno dei più grandi musicisti siciliani. Sabato finalmente Rita Capodicasa è riuscita a trovare tre grandi personaggi della musica italiana: un insegnante di musica al Conservatorio di Milano, il presidente del Conservatorio di Roma, il bibliotecario che conosce e che ha in mano tutti gli spartiti di Michele Lizzi del Conservatorio di Palermo. Quindi ad Agrigento, sabato alle 4:30 al Museo Archeologico, rivive Michele Lizzi con tre grandi personaggi. Credo che sia un evento, credo che per la prima volta da quando Michele Lizzi è morto che si tiene un convegno di così alto livello. Io spero di saperne di più. Io sono stato alunno di Michele Lizzi per 4 anni al magistrale, ma aspetto questo convegno per sentire cosa pensano i grandi musicisti italiani di questo nostro musicista. Tra l'altro ci sarà un pianista di Torino che suonerà parte della sonata in La di Michele Lizzi, che nessun pianista siciliano vuole suonare perché è molto difficile. Speriamo che gli agrigentini, gli amanti della musica, sabato possano venire al Museo Archeologico per sentire questi grandi uomini della musica lirica italiana.